Allora chiamo l'ambulanza. Sì, pronto? È il centro per le cure palliative? Così non può continuare a respirare. In un mondo in cui condividiamo tutto in diretta social, alla telecamera del telefonino accendi i riflettori sulle cure palliative pediatriche, un mondo che non si conosce, di cui si parla poco, proprio perché è difficile immaginare cure palliative per bambini, ma è una realtà che coinvolge molte famiglie seguite in Veneto dall'Hospice pediatrico di Padova. Diretta è il cortometraggio diretto da Paolo Boraccetti per l'associazione Miglior Vita Possibile, che sarà presentato alla mostra del cinema al Lido. L'idea era quella di provare a raccontare in un modo un po' diverso quello che sono magari le vite delle famiglie, dei ragazzi, dei bambini e dei loro genitori che convivono con queste malattie rare, oppure insomma in generale con patologie non guaribili, ma provare a farlo in un modo diverso, diciamo sottolineando anche un po' il carattere, la tenacia, diciamo il modo di non rassegnarsi a una condizione, ma di imparare a vivere, come dice la stessa associazione, la miglior vita possibile. La presentazione a Venezia per l'hospice pediatrico rappresenta dunque l'opportunità di far conoscere questa realtà. Abbiamo bisogno che se ne parli e questa occasione è un'opportunità enorme, certo, perché è un setting, è un contesto del tutto particolare, ma penso sia veramente la prima volta che le cure palliative pediatriche varcano la soglia della mostra del cinema. È un glossario, è un nome molto difficile da sopportare, quella di cura palliativa pediatrica. Riuscire a portarla lì, secondo me, sarà un aiuto importantissimo per chiudere e bloccare questo vuoto, quello di non riuscire a parlarne, quello di cercare di evitare il problema.